Teniamo presente che il settore agricolo in questo momento, caratterizzato da un galoppante cambiamento climatico che non sappiamo esattamente dove ci porterà, è un presidio attivo significativo per garantire il mantenimento ordinato dei territori, della natura, per la parte agricola ovviamente che viene gestita, ma anche per gran parte della parte forestale, e in questo modo poter attuare accorgimenti e tecniche che rendono più resiliente il nostro territorio al cambiamento climatico. Avere in montagna circa 4.000-5.000 agricoltori sui 400.000 ettari circa di zona montana, 500.000 che abbiamo in Veneto, significa avere qualcuno che quotidianamente va, controlla, verifica se sta partendo una frana, garantisce lo sfalcio dei prati e quindi evita fenomeni di ruscellamento violento che poi ingenerano, ripeto, frane e comunque abbandono. Significa limitare anche l'avanzata impetuosa, tumultuosa, selvaggia del bosco, come sta purtroppo avvenendo in molti ambiti, e quando il bosco avanza non governato e incontrollato può sembrare che aumenti il verde, in realtà aumentano le probabilità di avere delle conseguenze negative su quel territorio. I temi più rappresentativi dell'attuale realtà socio-economica del Veneto rurale sono riconducibili, secondo me, fondamentalmente a un aspetto basilare, e cioè che stiamo parlando fondamentalmente di un patrimonio di persone, di capacità imprenditoriale, un patrimonio di relazioni, di reti sociali, un patrimonio di comunità che non sono sul territorio intendendolo solo come il substrato inerte fisico dove cammino, dove abito, dove esercito un lavoro, ma nel corso di una cultura secolare, plurisecolare, sanno leggere il territorio, sanno capire il territorio, ne leggono i segnali e riescono dal territorio, inteso come terreni agricoli, come zone boscate, riescono a tirarne fuori prodotti che, come dire, apprezziamo tutti, apprezzano i turisti, e valori per vivere, ma anche per continuare e preservare e riproporre alle future generazioni questo patrimonio. È un valore, secondo me, insito in queste realtà, in queste comunità, il fatto di testimoniare, nella gran parte dei casi, che è possibile vivere un equilibrio con l'ambiente naturale in cui si è inseriti, ricavandone profitto per sé, per la propria famiglia, nutrimento, vivibilità in senso complessivo, senza snaturarli. È un insegnamento che ancora queste comunità ci possono dare. I sostegni che la politica agricola comune riesce a fornire attraverso lo sviluppo rurale alle comunità rurali e agli agricoltori sono uno strumento importante per poter accompagnare in questa fase di transizione e di cambiamento gli investimenti e le innovazioni che sono necessarie per stare al passo coi tempi, lungo due dimensioni fondamentalmente. Sicuramente quella più immediata, che è la dimensione socio-economica, ovvero economica, legata al garantire un modo più efficace di produrre prodotti di qualità, oppure un modo più efficiente per contenerne i costi. Però dall'altra parte passiamo invece sulla dimensione ambientale, con cui l'attività agricola è tra le prime attività umane a fare i conti col cambiamento climatico. In questo momento ci sono già molti effetti, se pensiamo alla scarsità o all'eccesso puntuale di disponibilità di acqua, di piovosità, oppure se pensiamo alla comparsa di patologie e di parassiti
conseguenti al fatto che il clima si sta tropicalizzando, le temperature estive sono più elevate, le temperature invernali non riescono più a essere per un numero adeguato di ore al di sotto di 0 gradi. Ecco, su queste due dimensioni gli attuali imprenditori agricoli si sono cimentati con la sfida di innovare le tecniche di coltivazione, le tecnologie che utilizzano per adeguarle. Sono innovazioni costose, gli strumenti di sostegno allo sviluppo rurale sono resi disponibili dalla politica agricola comune affinché gli agricoltori possano affrontare i costi necessari a queste innovazioni con un'agevolazione, un aiuto che li renda più accessibili. 8 miliardi di produzione agricola e 3 miliardi e mezzo di valore aggiunto non sono da trascurare, anche perché quota parte di questi valori viene realizzata esportando all'estero, quindi è un rientro importante per l'economia regionale e nazionale.